porto via con me. Lo porto via con me. Si sente? Sono collegato? Bene, grazie a tutti. Ho guardato l'orologio perché so che se non lo guardo è pericoloso e voglio essere con voi molto così gentile, quindi cercherò di tenere solo 5 minuti per darvi solo un saluto in questa bellissima serata. Però prima di iniziare, di dire qualche cosa che io ritengo sia opportuno dire in questo contesto, vi chiederei di fare un gesto che sono convinto condividerete tutti. Un ricordo, un saluto e un applauso a Beppin Segato che vi anche se Beppin meriterebbe un applauso prolungatissimo. Sono convinto che lui ci ha sentito e lui apprezza quello che stiamo facendo, e quindi in suo onore io voglio dire queste poche cose che mi sembrano importanti. Abbiamo sentito tante parole, quella centrale è indipendenza. Indipendenza da che cosa? Io leggo libertà dallo Stato centrale, libertà dalle tasse e altre cose che riguardano la libertà. Probabilmente siamo indotti a parlare dell'indipendenza allo stesso modo. Io credo che sia importante che noi tutti abbiamo la consapevolezza che l'indipendenza innanzitutto viene da noi stessi, dal nostro pensiero, dalla necessità di liberarci dei pregiudizi che noi portiamo nel nostro pensiero, dalla convinzione che essere sudditi è più facile che essere cittadini. Sembra un paradosso, ma è così. Che la ribellione deve riguardare innanzitutto noi, perché se non facciamo la rivoluzione dentro il nostro pensiero non la faremo mai nei confronti dell'oppressore, come abbiamo sentito, come abbiamo visto. Rimarremo sempre inginocchiati. E quindi la libertà che ci porta all'indipendenza è la libertà del nostro pensiero, è la libertà che sta nella nostra testa. Vedete, io in questi giorni ormai sono arrivato a 1000 chilometri alla settimana per l'indipendenza, quindi sono tutte le sere fuori, anche i pomeriggi adesso. Mi sono accorto che molti hanno apprezzato una considerazione che può apparire quasi banale, quasi ovvia, ma non lo è. Ho rappresentato loro la importanza di distinguere la legge dal diritto. Tutti gli stati, anche quelli dei dittatori, anche gli stati di polizia, gli stati che non conoscono la libertà delle persone, hanno le leggi. Ma quelli che rispettano l'individuo, solo quelli che rispettano l'individuo hanno il diritto. Chi guarda solo alla legge probabilmente è solo un suddito. Chi guarda al diritto probabilmente è più facile che riesca ad essere cittadino. Ed è una cosa banale, ripeto, quella che dico, ma è una cosa importante. Quando noi riusciremo a discriminare, a separare questi due momenti, a capire che per esempio in questo momento in Italia quello che chiamano leggi democratiche in realtà sono leggi devitalizzate dal diritto, senza il diritto. Sono leggi che non fanno bene ai cittadini, che non fanno gli interessi dei cittadini. Sono leggi che non ci appartengono, e se sono leggi che non ci appartengono dobbiamo avere il coraggio di superarle individuando un progetto
fondato sul diritto. E questo è il punto sul quale io sono convinto dobbiamo avere piena responsabilità e consapevolezza. Dobbiamo creare un progetto, e c'è, quello dell'indipendenza, l'indipendenza per un nuovo Stato, una nuova Repubblica Veneta, che metta al centro l'uomo e quindi il diritto. Le leggi devono essere il meno possibile, perché più leggi si fanno e meno diritto si trova. Deve essere l'uomo al centro della storia del nuovo Stato, l'uomo che governa la sua sorte, non qualcuno che è venuto prima, perché non è giusto. Ogni generazione, diceva Thomas Jefferson, ha diritto di fare le proprie leggi. Guai che chi è venuto prima di noi pretende di dettare delle leggi che valgono per sempre, delle leggi eterne. Non ci sono comandamenti che possono valere per sempre, a dispetto della libertà e della capacità di autodeterminarsi delle persone. Io vorrei lasciarvi solo questo messaggio: sappiate distinguere la legge dal diritto. Sappiate che se vogliamo cambiare veramente dobbiamo costruire sul diritto, che è un principio superiore, non è un qualcosa deciso da una maggioranza che può essere anche creata ad arte con strumenti artificiosi e artificiali o con estremismi ideologici o religiosi, peggio ancora. Una sera in un incontro pubblico una signora mi faceva presente che lei sì, crede all'indipendenza, dice: ma mi raccomando che la nuova Repubblica sia democratica, sia rigorosamente democratica. E io ho detto: signora, guardi che sono d'accordo con lei, ma sono preoccupato se lei vede soltanto la necessità di una Repubblica rigorosamente democratica. E mi sgrana due occhi e dice: cosa vuol dire? Dico: attenzione, le faccio un esempio pratico. Se per esempio in questa comunità, un paese di circa 10.000 abitanti, vi fosse una maggioranza di musulmani che le impongono per esempio di mettersi il velo, sarebbe una scelta democratica, ma non sarebbe una scelta di libertà. E quindi attenzione, le ho detto, bisogna che abbiamo la capacità, la sensibilità, la convinzione di coniugare sempre la democrazia con la libertà, perché la democrazia da sola è quantità, la libertà invece è qualità, è come confondere la legge con il diritto, la sudditanza con la cittadinanza. Sono concetti che tarda ora mi piacerebbe approfondire, ma non voglio tediarvi, voglio lanciarvi così con spontaneità. Ho buttato alle ortiche il mio intervento, ho detto vado a ruota libera a dire queste 4 cose, ma sono 4 cose importantissime, almeno dal mio punto di vista. E poi, vedete, l'indipendenza deve essere vista come, andiamo ripetendo sempre, come un fatto positivo. Io non amo mai le cose contro. Questo è un progetto prezioso, importante, un progetto che ambisce a creare una realtà statuale e quindi non può partire mettendosi contro qualcosa. Deve essere un progetto un progetto che aggrega, non un progetto che respinge. E io voglio aggregare, noi tutti vogliamo aggregare intorno alla nuova Repubblica Veneta realtà positive, quelle realtà che si sono dovute allontanare loro malgrado, con le lacrime agli occhi, da questo territorio, per sottrarsi a una mossa di illegalità, di illibertà, di sofferenza, di dramma. Ne abbiamo sentito una testimonianza che ha fatto accaponare la pelle prima e che io non sapevo neanche se applaudire o soffrire dentro di me, perché si coglieva
il dramma, e quanti non lo vengono a testimoniare, quanti ancora si chiudono a soffrire pensando che non ci siano alternative. E le alternative ci sono, le alternative le stiamo portando quotidianamente nelle piazze, e quindi io credo che il primo sindaco veneto, tanto per tornare all'inizio di questa serata, Franco Roccon, abbia dato un segnale positivo. Si può cambiare, si deve cambiare, abbiamo le idee per cambiare. Vedete, l'iniziativa di Franco, che abbiamo costruito tutti assieme, l'idea di fare che i consigli comunali, gli organi che avrebbero quelle istituzioni che sono deputate soltanto ad amministrare, hanno capito che bisogna fare qualcosa anche sul piano della proposta politica, del sostegno della proposta politica quantomeno, e hanno fatto un atto, un ordine del giorno, un atto indicativo, un atto di sostegno appunto su una cosa che però riguarda un cambiamento epocale, un cambiamento storico, un cambiamento che è necessario attuare quanto prima, immediatamente, senza ulteriori titubanze, perché ogni giorno che passa questo territorio viene drammaticamente impoverito e rischia di non potersi sollevare più. Quindi grazie ai sindaci come Franco Roccon e agli altri 130 che ad oggi lo hanno sostenuto, ma grazie anche a quella capacità aggregativa che si è manifestata da più parti col comitato Il Veneto Decida, un'iniziativa straordinaria, un'iniziativa che ha trovato grandissima adesione, perché quasi tutti i partiti, i movimenti che hanno a cuore la sorte del Veneto, prima ancora che l'indipendenza, hanno capito che bisogna consentire ai veneti di esprimersi sul tema dell'indipendenza e quindi di poter votare sul quesito che dice vuoi tu, è il singolare, perché ognuno deve decidere, non generico, volete voi, com'era il quesito del plebiscito Truffa del 1866, vuoi tu singolarmente, perché tu sei responsabile della tua sorte, che il Veneto diventa una repubblica indipendente. Questo è assumersi la responsabilità, come diceva bene prima di me Marco Beghetto, la responsabilità, la dignità è quello che ci deve ispirare. E quindi noi dobbiamo avere la visione dell'obiettivo e credere nell'obiettivo, certamente. Un giornalista, dopo un'intervista qualche tempo fa, mi ha detto ma Morosini, lei è un visionario, non le sembra, anzi è stata gentile, era una giornalista, l'ho detto, non le sembra di essere un visionario? E io le ho risposto immediatamente sì, sono probabilmente un visionario nel senso francese dell'espressione visionario, che vuol dire che ha una visione, che vede il progetto, che crede nel progetto, che ha la consapevolezza che ci sono le risposte per arrivare a realizzare quel progetto. E da quella che è stata l'adesione, ripeto, anche al comitato che in piazza a Bassano del Grappa, nella bella città di Bassano del Grappa, una città tipicamente veneta, forzatamente vestita di italianità, noi saremo presenti il 1° di dicembre con la sola bandiera del Veneto, questa bandiera, per dire che 5 milioni di veneti non può essere sottratto il diritto di esprimersi su una proposta che riguarda il loro futuro. Non ci sono ragioni giuridiche per fermare questo processo di cambiamento, non ci sono, l'abbiamo spiegato, il libro è servito anche a questo. Il fatto, lo sapete tutti, è solo
un fatto di natura politica, non c'è altro. E coloro i quali tentano di opporsi saranno spazzati via in nome proprio della libertà e della democrazia. Libertà e democrazia coniugate insieme, perché l'indipendenza non può nascere in altro modo, non può nascere con azioni violente, non può nascere facendo atti che sono richieste allo Stato. Guardate che questo è un altro punto importantissimo. C'è qualcuno che ha programmato delle iniziative che io chiamo, pur essendo ispirati a ragioni politiche, ma di fatto sono parasindacali, per andare in piazza, bloccare le ferrovie, le strade, magari scontrarsi con i poliziotti e prendersi una manganellata per farsi fotografare col sangue sul muso e quindi diventare eroe. Che fanno questi? Perché lo fanno? Uno che fa questo è uno che chiede, è uno che riconosce una realtà autoritaria, deviata e antidemocratica che dovrebbe risolvergli il problema. Non si deve chiedere, quello diventa un fatto di ordine pubblico. L'indipendenza non è un fatto di ordine pubblico, è di democrazia e di libertà, non di ordine pubblico. Quindi non ci sono da bloccare le ferrovie, le nostre strade, le ferrovie autostrade. Bisogna fare qualcosa di pacifico, di democratico, tutti uniti, per sostenere un progetto, il progetto dell'indipendenza. Vedete, andare in piazza e bloccare le strade, le ferrovie o farsi manganellare dei poliziotti vuol dire non avere alcun progetto, vuol dire chiedere. L'indipendenza non si chiede, si esercita, si deve applicare, si deve realizzare in forza del diritto, che è un diritto, piaccia o non piaccia ai nostri interlocutori, che sono al momento le pseudo istituzioni italiane, perché in realtà è la democrazia, è un diritto che sta scritto in una carta che è al di là della Costituzione italiana, ma che anche la Costituzione italiana, che noi vorremmo correttamente letta, non impedisce, perché in nessuna parte dichiara che non si può realizzare. Quindi è una cosa grande quella che stiamo facendo. Togliamoci prima di tutto i pregiudizi, perché il primo ostacolo è nella nostra testa, nel nostro pensiero, nella nostra incapacità di vedere l'attuabilità del progetto, e realizzeremo l'indipendenza sicuramente in tempi brevi. Io vi saluto facendo un gesto simbolico, fatelo anche voi, un bacio alla nostra bandiera. Buona serata. Io ti volevo presentare una persona che gira il mondo e che vede tante di quelle cose. Io vorrei presentare il segretario di Indipendenza Veneta, Giulio Maria Turco. Te lo presento oggi, porto anche il microfono. È stato un giorno per noi, è stato a Hong Kong, eccolo qua, vediamo se il microfono funziona. Funziona così. Buonasera a tutti. Farò un breve intervento. Innanzitutto vi porto i saluti di Indipendenza Veneta e volevo fare solo una piccola riflessione appunto riguardo anche l'introduzione che ho avuto da Paolo. E con il mio lavoro giro molto il mondo e la settimana scorsa ero ad Hong Kong, ho incontrato un carissimo amico che sono circa 10 anni che vive in Cina, a Hong Kong, e lavora per un'azienda di feltre. Abbiamo girato un po' la città l'ultima sera, siamo stati a cena assieme anche con il presidente dell'azienda per la quale lavoro, e mi ha portato in un ristorante di un veneto, e la cosa che mi ha fatto molto riflettere è che parlava a peste e corna dell'Italia,
ma la cosa che lo faceva riflettere era che diceva: io sono proprio incazzato perché ho dovuto lasciare la mia terra perché altrimenti non riuscivo ad andare avanti. E questo deve far riflettere tutti noi, che siamo più fortunati di lui perché per adesso possiamo stare qui, lavorare, avere la nostra famiglia, andare avanti e non lasciare la nostra terra. Siamo più fortunati di lui, di conseguenza dobbiamo riflettere e capire che dobbiamo trovare una soluzione al più presto per impedirci di andare via, perché oggi siamo qui, ma sappiamo benissimo che se non facciamo qualcosa domani non sappiamo se saremo ancora qui, e di conseguenza dobbiamo riflettere sul fatto che forse un giorno saremo noi ad essere dei migranti che lasceranno questa terra se oggi non seguiremo libertà e indipendenza, che non è altro che un bisogno fisiologico, un bisogno primordiale dentro di noi, perché anche il bambino appena nato desidera la sua libertà e la sua indipendenza, ovviamente deve conquistarsela, ma dobbiamo riflettere tutti sul fatto che tantissima gente che oggi, tantissimi veneti che oggi vivono all'estero, in realtà vorrebbero essere qui con noi, perché la loro terra gli piace e vorrebbero ritornarci, ma purtroppo con questa condizione non hanno spazio. Quindi vi invito veramente a riflettere su quanto è stato detto questa sera e fare una riflessione proprio a 360 gradi per capire cosa realmente ognuno di noi può portare affinché possiamo fare un cambiamento radicale e poter portare a casa la nostra libertà. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.